abbiamo preso questo gol alla fine del primo tempo in una partita che era sotto controllo pienamente, anche se non stavamo giocando a ritmi altissimi, però la partita era in controllo totale e chiaramente ha cambiato un po' le cose. Poi secondo me siamo entrati con un atteggiamento anche giusto perché volevamo riprendere la partita, ma il secondo gol, sempre tutti e due gol fatti su palloni giocati da noi e quindi questo ha compromesso la partita fino alla fine perché poi non siamo riusciti più ad entrare in partita, però al di là il 2-0 può dare l'idea di una sconfitta netta, ma non è stata così nel campo perché la squadra ha giocato, ha costruito, ripeto, non magari a ritmi altissimi, però non meritava di chiudere il primo tempo in svantaggio sicuramente. Mi sono fatto male 3 giorni fa, la caviglia, quindi ho messo in disposizione miste, ma per non rischiare ho potuto mettermi in panchina. Ah no, no, io ho avuto un'occasione che ho sbagliato di testa, quello sì, ma come la squadra come il nostro, sì, il problema è, ti dico la verità, che noi attaccanti, noi lavoriamo sempre su come finisce azione e secondo me dobbiamo dare di più davanti, dobbiamo dare di più perché e arriviamo lì sempre, perché non è che non arriviamo, ma è conclusione che è un po' di meno, ma prima o poi arriverà.